Ormai dimenticate le vacanze, inizia un settembre all'insegna dei rincari, a partire da quelli del carburante. Da oggi finiscono anche gli sconti che alcune compagnie praticavano nei weekend estivi. Si mobilitano le associazioni dei consumatori. Il nostro primo servizio. Con le vacanze e l'estate finiscono anche gli sconti. Dopo 2 mesi di promozioni con riduzioni fino a 21 centesimi al litro, il prezzo della benzina torna a salire, sfiorando in media i 2 euro per la verde, mentre il gasolio si attesta attorno all'1,80 euro. Assalto alle pompe. Ieri, nelle ultime ore di pieno scontato, anche in Veneto si sono registrate file con gente che oltre al serbatoio riempiva taniche di carburante. Oggi invece è di nuovo caccia allo sconto fra le cosiddette pompe bianche, le stazioni low cost indipendenti dalle compagnie petrolifere più note, che stanno prendendo sempre più piede, e c'è già chi protesta e annuncia iniziative contro il caro carburanti e gli altri rincari che ci attendono in questo autunno. Le associazioni dei consumatori chiedono di continuare gli sconti per tutto l'anno per garantire i cittadini e calmierare i prezzi, e denunciano che rispetto al 2011 l'aumento stimato del carburante è stato del 40%. Nel Padovano Federcontribuenti e Union Liberi hanno lanciato un'operazione verità per informare i cittadini sulla reale composizione del prezzo della benzina. È inaccettabile che metà del pieno di carburante di tutti i mezzi circolanti, più della metà vada in tasse. È inaccettabile che venga caricata di accise, continue accise, e venga calcolato anche l'IVA sull'accisa, cioè la tassa sulla tassa. Le 2 associazioni dei consumatori chiedono che la Regione Veneto batta un colpo. Può intervenire, dicono, nella quota di tassazione che le compete di almeno 20 centesimi al litro. Stiamo perdendo posti di lavoro nelle pompe di benzina, stiamo perdendo pompe di benzina perché stanno chiudendo, il costo del carburante si sta ribaltando in maniera improponibile ormai sui contribuenti stessi.